poi deve ritornare. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta approfondimento quest'oggi dedicato alla salute. Parliamo di chirurgia maxillofacciale nella cura di traumi e lesioni al volto. Vi presento subito i miei ospiti. In studio con me c'è il dottor Michele Franzinelli, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale e odontostomatologia dell'ULSS 3 Serenissima. Ben trovato, dottore. Buongiorno. A breve ci raggiungerà anche la dottoressa Cristina Ghirotto della stessa unità operativa complessa. Allora io inizierei con lei, dottore, parlando proprio della sua unità operativa complessa, come è strutturata, quanti sono le sedi, le patologie che vengono trattate. Allora, la nostra unità operativa complessa ha la sede principale a Mestre, poi abbiamo i due ospedali di Venezia e di Chioggia in cui abbiamo un servizio ambulatoriale, sia di chirurgia maxillofaciale che di odontostomatologia. Con me lavorano 6 medici specialisti in chirurgia maxillofaciale e 5 odontoiatri che svolgono la loro attività presso appunto i nostri ambulatori. A Mestre abbiamo 4 ambulatori funzionanti, a Chioggia ne abbiamo 2 e a Venezia ne abbiamo 5. Ecco, ci racconta bene queste due branche, la chirurgia maxillofacciale e l'odontostomatologia, che è un termine forse un po' di difficile comprensione. Allora, la chirurgia maxillofacciale si occupa praticamente del volto, del cranio e lavora più su un aspetto osseo, più su un aspetto appunto collegato appunto alla dentizione e all'occlusione, ma sempre su base scheletrica, oppure su alcuni interventi che nella branca dell'odontoiatra e dell'odontoiatria non vengono svolti, come spesso dei denti del giudizio, appunto, che sono degli ottavi che sono prossimi al nervo, lesioni cistiche o lesioni di altro genere. E mentre l'odontostomatologia riguarda appunto la cura appunto di tutta la dentizione, sia nell'età pediatrica che poi nell'età adulta. Sono due specialità, due branche che non hanno, diciamo così, un confine definito. Potremmo descriverle in questo modo. Gli specialisti devono comunque sapersi muovere agevolmente in queste due specialità. Sì, l'odontoiatra si occupa prevalentemente e esclusivamente presso il nostro servizio appunto del cavorale. Il maxillofacciale si occupa invece di tutto il volto. Quindi ecco, di tutte le fratture e di tutte le parti, diciamo, tutta la traumatologia, tutta l'oncologia, eccetera. Ecco, due ambiti, anche in questo caso sempre supportati dal personale infermieristico specializzato, che è un punto di riferimento importante. È importantissima la collaborazione appunto con i nostri collaboratori, con gli infermieri che lavorano con noi. E abbiamo 2 responsabili, una responsabile a Mestre, la dottoressa Loro, e una responsabile a Venezia, la dottoressa Paganini, e a Chioggia abbiamo una gestione con i poliambulatori. Sono importantissime perché sono le persone che accolgono di fatto in prima battuta i pazienti e cercano di instaurare quel rapporto che poi sarà fondamentale per la presa in carico stessa del paziente. Certo. Allora ricordo ai nostri telespettatori a casa il numero per intervenire in diretta ed è lo 0422 1628 332. Aspettiamo le vostre telefonate, le vostre curiosità da rivolgere appunto al dottor Franzinelli. Vedo che si è collegata anche la dottoressa Cristina Ghirotto dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale e odontostomatologia dell'ULSS 3 Serenissima. Buongiorno e ben trovata, dottoressa. Grazie, buongiorno a voi. Non so se ci ha seguito inizialmente, abbiamo appunto descritto l'unità operativa, le sedi, le patologie che vengono trattate, le due specialità, quella della chirurgia maxillofacciale e quella dell'odontostomatologia, evidenziando anche l'importanza del personale infermieristico specializzato, dottoressa. Sì, certo, ho seguito. Ecco, allora, dottor Franzinelli, i traumi facciali sono responsabili di gran parte degli accessi che arrivano al pronto soccorso. È così? In che percentuale incidono? Di solito nella traumatologia un 30-40% ha un coinvolgimento del maxillofacciale, cioè del volto.
E sì, sono traumi frequenti, sono traumi che hanno un'eziologia molto varia, che può essere dall'incidente stradale all'incidente sportivo, dalle percosse, dal caduto appunto in bicicletta, eziologia molto varia. Quindi varie provenienze. Varie provenienze. È difficile fare, solitamente la maggior parte sono appunto da incidenti stradali o incidenti sportivi. Poi senza dimenticarci gli incidenti sul lavoro. Anche questa è una gran parte di traumi che abbiamo visto in questi anni, da cadute, adesso per esempio abbiamo dei pazienti ricoverati da cadute da 2-3 metri, insomma, che hanno riportato, oltre altre lesioni, anche lesioni al volto. Si riesce a delineare, diciamo così, una incidenza, cioè c'è una prevalenza di sesso maschile che arriva in pronto soccorso con questi traumi, c'è una prevalenza di età adulta, si riesce a tracciare una linea, un confine? Sì, la prevalenza è nel sesso maschile, l'età è dai 14 ai 50 anni e quindi molto ampia, molto varia, perché se nei pazienti più giovani solitamente sono appunto da traumi sportivi, poi entrano tutti i traumi da incidenti stradali fino appunto a incidenti sul lavoro. E poi abbiamo anche una buona percentuale di sesso femminile che ha subito. Senta dottore, il 25 novembre è stata la giornata internazionale della violenza contro le donne, anche noi ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali, nei nostri approfondimenti. Il vostro reparto dell'ospedale All'Angelo di Mestre tocca con mano, possiamo dire quotidianamente, gli effetti visibili ma anche meno visibili degli atti di violenza sulle donne. Cosa possiamo dire su questo? Che in questi anni abbiamo sottoposto a intervento parecchie donne che avevano subito violenza e questa è una cosa abbastanza di una gravità ovviamente inaudita, ma sono traumi molto particolari, sono traumi che spesso ci insospettiscono perché queste pazienti non hanno non hanno abrasioni, non hanno quei caratteri delle lesioni che spesso le pazienti stesse raccontano. Per cui se una paziente che fino a quel momento non aveva denunciato violenza, magari con il ricovero, magari con lo spavento, trova il coraggio per denunciare l'aggressione e questo è capitato un paio di volte. Diventa un motivo anche per aprire gli occhi e prendere insomma un po' di più la percezione di quella che è la situazione che spesso si trovano a vivere in casa, con i compagni. Sì, perché sono donne molto isolate, sono donne che hanno paura del compagno, hanno paura di tutto quello che le circonda, per cui la presa in carico da parte appunto dell'equipe medica e di tutti i collaboratori, infermieri e OSS che lavorano con noi, spesso, e ci auguriamo sempre di più, le aiuti nel denunciare le violenze che subiscono. Proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne abbiamo raccontato del lavoro proprio della sua unità operativa complessa all'ospedale dell'Angelo. Mi ha fatto molto riflettere le parole del direttore generale Edgardo Contato, insomma, che ha descritto come la vittima più giovane che è arrivata nella vostra unità operativa in sala operatoria avesse soltanto 14 anni. Sì, era una ragazzina di 14 anni che conviveva già con un altro ragazzino di 18 anni, la quale si era presentata in pronto soccorso con una frattura mandibolare multipla. È stata sottoposta a intervento e nel decorso post-operatorio si è un po' aperta dapprima con delle infermiere, allora poi con noi, e si è evidenziato questo episodio di violenza brutale, veramente brutale. È successo ormai tanti anni fa, per fortuna, cioè 10 anni fa.
Con che tipo di lesioni spesso arrivano queste donne accedendo dapprima al pronto soccorso e poi all'unità operativa complessa? Abbiamo visto donne con fratture appunto mandibolari, donne con fratture del complesso orbito-mascellare zigomatico, che è questa parte del volto, praticamente i due pomelli manari, e donne anche con un blowout, ovvero sia la frattura di una parete della cavità orbitaria, colpite magari da un pugno o da un colpo. L'occhio, come meccanismo appunto di salvaguardia, l'osso è talmente sottile che perché non si rompa il globo oculare, appunto, si rompe il pavimento. Queste sono le 3 fratture. Maggiormente, diciamo, a noi è capitato quello del complesso orbito-mascellare zigomatico, cioè i 2 pomelli malari che non sono più simmetrici. Quanto l'intervento chirurgico riesce a riportare alla normalità? L'obiettivo è ritornare alla normalità, alla completa guarigione. Chiaramente gli accessi chirurgici, seppur accessi chirurgici estetici praticamente, possono lasciare delle cicatrici, come possono lasciare dei danni a livello dei nervi, della sensibilità nervosa, di questi nervi che attraversano queste ossa. Dottoressa Ghirotto, la faccio intervenire su questo perché vorrei capire come avviene la gestione del paziente o della paziente, in questo caso, che arriva appunto al pronto soccorso insomma, e ha delle lesioni che poi si riescono a capire di che natura sono e di che provenienza sono, dottoressa. Sì, allora l'approccio è molto lento, bisogna entrare prima nella persona, anche se capisci che è una persona che ha avuto un vissuto abbastanza complicato, deve lei iniziare ad aprirsi. E quindi devi entrare e fare breccia nella sua fiducia che lei non ha più, perché lei conosce una realtà che è totalmente deviata da quella che è la realtà normale. Quindi una volta che sei riuscito a far breccia, loro da lì iniziano, è come un fiume in piena, ti svuotano tutto quello che è stato loro vissuto fino a quel momento. Quello che io dico alle pazienti, una volta che hanno iniziato a esprimere il passato, che il futuro può essere completamente diverso, che la realtà è diversa da quella che hanno vissuto e che noi siamo lì, oltre per curare il danno, anche per curare l'anima, cioè bene o male per iniziare un nuovo cammino. E così loro, e questo cammino a ogni paziente che io ho incontrato dico che è un cammino duro, è solo l'inizio, cioè il parlare, però piano piano si affrontano questo cammino, trovano la luce e la libertà e possono ritrovare anche un amore che non è quello che hanno vissuto fino adesso, che sono persone completamente annientate, cioè sono private di indipendenza, sono private di indipendenza, non hanno amici, sono completamente isolate, sono dal punto di vista psicologico totalmente annientate, per cui loro iniziano a capire che c'è dell'altro al di fuori, che quello che scusavano prima in realtà non è corretto, proprio per le dovute, tutte i dovuti traumi subiti, i non dovuti, sia chiaro, quello che hanno subito, e di conseguenza iniziano poi, bene o male, ad ascoltare, ad aprirsi e a denunciare. Senta, dottoressa, proprio perché è complicato comunque entrare in sintonia con queste donne, ci sono dei segnali, dei campanelli d'allarme che vi fanno insospettire e vi inducono a in qualche modo approfondire con queste pazienti e poi a capire qual è la natura e la causa di questo accesso al pronto soccorso? Allora sì,
I segnali sono, come diceva il primario, che non ci sono ferite lacere, che non ci sono giustificazioni al danno, cioè la caduta in bicicletta, oltre alla frattura dello zigomo, come diceva il primario, dà un'abrasione, una ferita, un'echimosi. In realtà lì non c'è nulla, anche perché molte volte non vengono appena hanno ricevuto il pugno o l'aggressione, ma vengono magari anche una settimana dopo l'aggressione. E in più, quando tu le visiti, una cosa anche abbastanza peculiare, che trovi delle chimosi in gran parte del corpo, quindi oltre alla ferita per la quale è ricoverata, in questo caso parliamo della chirurgia maxillofacciale, troviamo anche delle chimosi, ad esempio a livello costale, a livello del bacino, a livello delle braccia, perché le prendono a livello del collo, perché le prendono con le mani e le afferrano al collo. Quindi ci sono molte cose. Quando tu inizi a vedere anche delle chimosi in altre parti, è un segnale, è un campanello d'allarme. È un segnale abbastanza esplicito. Quindi non soltanto, insomma, segni visibili al volto, che probabilmente è il motivo per cui arrivano al pronto soccorso. Magari arrivano perché non riescono più a mangiare, non riescono più a masticare, Esatto. per cui non hanno più l'occlusione e poi vai a scoprire che c'è una frattura a livello della mandibola, che magari era da una settimana, 10 giorni. E la paziente per paura, per segregazione proprio, non ha mai parlato, non ha mai detto nulla. Vedete un aumento di questi casi, di questi traumi? Beh, quest'anno c'è stato un certo aumento e soprattutto secondo me in questi anni rispetto a quello che le raccontavo prima della trasmissione, secondo me per fortuna è aumentata la sensibilità nei confronti di questo tipo di traumi e di lesioni. Se adesso cerchiamo di essere ogni giorno più attenti, cioè abbiamo sempre il dubbio. Cioè la prima cosa che dico sempre a tutti i miei collaboratori, poi la dottoressa è bravissima, è sempre avere il dubbio. Cioè, sono caduta, vediamo. Certo. Non diamo per scontato. E quanto mai importante l'umanizzazione del rapporto con la paziente, no? Sì, quello è un po' l'empatia, poi varia appunto da persona a persona, c'è un medico che riesce a avere empatia con una persona e non con un'altra. Chiaramente con noi lavorano anche delle bravissime dottoresse, come la dottoressa appunto Ghirotto, che magari da donna a donna, da confidenza, forse certe volte abbiamo visto è più semplice, più facile. Sì, abbiamo notato questo. È più facile, certe volte sono proprio un po' più spaventate nei confronti dell'uomo. Dottoressa Ghirotto, hanno magari anche qualche timore, non lo so, per le conseguenze di quelle confidenze che vi stanno facendo in quel momento? No, dal momento che le fanno vuol dire che hanno deciso di liberarsi di questa cosa, altrimenti molte altre volte le fanno non in maniera totale ed esplicita, danno qualche input, però se non sono loro a denunciare, cioè noi possiamo solamente che prenderne atto. E poi magari è capitata anche una volta che ricordo che la paziente, non ricordo esattamente se siamo riusciti ad operarla o meno, però la paziente è riscappata ed è tornata dal proprio aguzzino, tra virgolette, però così è. Cioè, molte volte non è che riusciamo totalmente perché, ripeto, sono persone che sono sostanzialmente, loro si vedono sole perché sono state talmente circuite, talmente isolate da genitori, da fratelli, da amici, persone che comunque non vanno alla sera a bere una cioccolata calda con l'amica
quindi sono sole, completamente sole. Quindi iniziano a parlare, però poi scappano. È rarissimo, quando iniziano a parlare poi, però quello che dico a loro, e lo ribadisco, di essere forti, che quello è solo l'inizio e che poi la luce si vede. E se lo meritano esattamente come le altre, tutte le altre donne, che il mondo non è quello in cui vivono. Certo, ecco, aumento di questi traumi, ma insomma grazie anche a una maggiore sensibilità anche da parte insomma dei medici che riescono, come abbiamo capito, ad entrare in sintonia e a carpire i campanelli d'allarme, insomma, e a far emergere anche queste situazioni. Dottor Franzinelli, tra le varie cause i traumi di interesse maxillofacciale sono anche dovuti ad incidenti stradali. Quali sono i più frequenti? Allora, negli incidenti stradali, l'incidente stradale può essere tutto, può essere una frattura mandibolare da un colpo diretto, può essere una frattura del tipo appunto del complesso orbito-mascellare zigomatico, oppure anche un fracasso, ovvero sia quando c'è una frattura sia della mandibola che della parte dei 2/3 superiori del volto. Sono fratture frequenti queste, sono fratture che richiedono quindi un ricovero e richiedono appunto un intervento. Solitamente le fratture mandibolari sono interventi da un'ora, un'ora e mezza, massimo 2 ore. Le fratture del complesso orbito-mascellare, anche quelle potrebbero rientrare appunto sotto le 2 ore, mentre quando si tratta appunto di un fracasso facciale, ovvero sia della ricostruzione completa delle 2/3 della mandibola, lì incominciano a essere interventi molto più lunghi. Perché sono fratture che possono presentarsi anche combinate, quindi più fratture del volto nello stesso momento? Dipende appunto dalla cinetica e della violenza, certo. Chiaramente se uno prende un gran colpo, diciamo anche dal basso verso l'alto, si rompe la mandibola, poi salendo ti può anche proprio staccare il mascellare, per cui poi bisogna riposizionare tutto e è un lavoro un po' certosino, un po' da piccolo falegname che pian pianino ricominci, ricostruisci, sempre una volta studiato chiaramente con i mezzi diagnostici, con l'attacco e quant'altro, e si cerca di ritornare completamente alla guarigione. Insomma. Certo. Ho raccolto una domanda che ci è arrivata attraverso i social. Non specificano la natura naturalmente del trauma, ma ci dicono che hanno subito la ricostruzione dello zigomo e quindi il gonfiore sta calando. Ci chiede un consiglio se si vedrà in seguito molto la cicatrice esterna. La cicatrice solitamente per la riduzione di quel tipo di frattura è una cicatrice che o avviene all'interno dell'occhio, quindi non si vede nulla, quindi c'è un accesso transcongiuntivale, oppure transpalpebrale. La transpalpebrale è una linea sottilissima che si usa nella chirurgia plastica, quindi solitamente se non c'è un'esposizione al sole e se la ferita è stata fatta come deve essere fatta, non si dovrebbe vedere quasi nulla. Quindi possiamo rassicurare... Possiamo rassicurare sicuramente la signora che non si vedrà nulla. Anche perché insomma il tema della cicatrice ricorre, io credo, perché è un dubbio, una paura, un timore che molti pazienti hanno, no? Parliamo di volto, di viso, per cui insomma il timore c'è, no? Che possa rimanere qualche segno visibile. Sì, allora nella nostra chirurgia, a meno che non ci siano appunto abrasioni o lacerazioni, sono tutte incisioni estetiche. Cioè sono incisioni che sono le classiche incisioni della chirurgia plastica, per cui si cerca di non lasciare assolutamente segno. Chiaramente sei passato, da qualche parte sei entrato per rimettere a posto, appunto per posizionare queste placchette in titanio, per cui il taglietto, diciamo la ferita sarà di 1 centimetro, 1,5 centimetri. Solitamente, ripeto, non si vedono, non si dovrebbero vedere. Probabilmente ci sono anche delle tecniche insomma, che permettono di minimizzare le cicatrici, o comunque insomma, la medicina sappiamo che anche da questo punto di vista fa passi avanti continuamente, quindi insomma anche questo è un tema che viene trattato. Noi chirurghi maxillofacciali cerchiamo di rubare appunto tutti gli approcci della chirurgia plastica,
proprio quelli, cioè si cerca proprio di utilizzarli, quelli che per le blefaroplastiche o quant'altro, per cui tu fai questa incisione, poi vai invece di modificare, diciamo, i tessuti molli, vai a aggiustare i tessuti duri, in questo caso l'osso. Per quanto riguarda i traumi dentali, dottore, quali sono quelli più frequenti che incontrate nel vostro lavoro? Allora, ci sono le avulsioni, appunto nel nostro lavoro, nella nostra equipe, c'è tutta l'equipe degli odontoiatri che sono presenti dalle 8 alle 16 tutti i giorni, e poi c'è il servizio appunto maxilofaciale. Qual è il trauma? L'avulsione dentaria è molto frequente, ovvero sia il ragazzino che arriva, si prega sempre di conservare l'elemento, assolutamente, e che poi sarà rimpiantato e sarà con la speranza appunto che non perda completamente la vitalità. Quindi traumi dentali, certo, e poi traumi della mandibola, quindi abbiamo detto perdita dell'occlusione o per frattura del mascellare o per frattura mandibolare, e anche in questo caso c'è la collaborazione strettissima con gli odontoiatri, i quali posizionano appunto i brackets, che sarebbe l'apparecchio odontoiatrico, per recuperare l'occlusione e poi per portare il soggetto all'intervento. Perché, dottore, dice l'importanza di conservare l'elemento? L'elemento, come insegnano ormai per fortuna nelle scuole, come insegnano nei centri sportivi dove vengono queste avulsioni, è quello di mantenere appunto l'elemento che è stato perso in un ambiente appunto liquido. Ci sono delle soluzioni saline apposta, oppure addirittura in bocca, però che arrivi sempre l'elemento in ospedale, in modo da poter essere rimpiantato. Nel caso questo non fosse possibile? Nel caso non fosse, cioè perdita dell'elemento, niente, si cerca di suturare tutto, cercando di mantenere l'alveolo il più integro possibile, cioè la parte ossea che sta intorno al dente, per poi fare verosimilmente una chirurgia implantare o un recupero funzionale in seconda battuta. Ma un caso molto particolare che era accaduto anni fa, è stato un ragazzino che in bicicletta aveva perso i 2 incisivi, era arrivato al pronto soccorso non c'erano questi 2 denti, abbiamo mandato un'ambulanza a recuperare i 2 denti, che casualmente l'hanno trovato in una garza bagnata per terra, disinfettati, inseriti, riposizionati i denti sul ragazzino. Sono passati 6 anni e sono ancora su. E quindi bisogna insistere, rompere le scatole finché tutto non arrivi come tu richiedi. Anche in questo caso possono presentarsi più traumi insieme, quindi un trauma dentale, ma può capitare anche... Questo ragazzino era proprio un trauma dentale puro, certo. Poi abbiamo in tutti i tipi di frattura, abbiamo la possibilità di perdere degli elementi, chiaro. Dottoressa Ghirotto, oltre al dolore, io credo, con cui si manifestano questi traumi, quali sono gli altri sintomi che possono, che può provare il paziente? Ma il dolore è principale, certo, per quanto riguarda il massiccio facciale è la malocclusione, e quindi la difficoltà di mangiare, sentire che non chiudi i denti come prima. Per quanto riguarda, che parlava prima il mio primario, il blowout, cioè la frattura del pavimento dell'orbita dove si appoggia l'occhio, può dare diplopia, e quindi lo sguardo doppio, quando tu fissi un dito lo vedi doppio, oppure la parestesia, cioè la poca sensibilità che si ha di solito in questo distretto quando c'è una frattura o del pavimento dell'orbita o dello zigomo, perché passa un nervo che si chiama l'infraorbitario, che è un nervo sensitivo, e quindi tu senti addormentato in tutta questa zona, anche parte dei denti, gli incisivi centrali e laterali. Per cui questi sono principalmente i sintomi. La parestesia la puoi avere a livello anche del mandibolare, se è il terzo superiore a livello del frontale. Inizialmente sono questi e principalmente sono questi. Quali possono essere, dottor Franzinelli, le conseguenze e le complicanze anche che possono insorgere con questi traumi?
Beh, chiaramente un trauma orbitario, puoi avere la perdita del globo oculare, quindi della vista dalla parte appunto del trauma, dove c'è stata l'offesa. La perdita dell'occlusione, come diceva la dottoressa, quando hai delle fratture mandibolari multiple complicate è difficile, è un percorso molto lungo per recuperare appunto l'occlusione. Le disestesie, tutte queste alterazioni delle sensibilità, perché? Perché l'osso si rompe dove è più debole solitamente dove c'è la fuoriuscita del nervo. Diceva appunto l'infraorbitario, sulla cornice orbitaria hai questo forellino in cui esce il nervo e lì sempre è dove viene la rottura, la frattura dell'osso e spesso questo nervo viene pizzicato o quantomeno, è difficile che venga lesionato, però quantomeno un'alterazione della sensibilità, una disestesia la provoca e così con l'alveolare inferiore. Ecco, visto che abbiamo parlato di denti, è arrivata un'altra domanda da casa. Ci scrivono, insomma, ho subito l'estrazione dei denti del giudizio inferiori poiché troppo vicini al nervo mandibolare. Cosa consiglia il dottore come igiene orale per proseguire la cura? Basta, allora, dipende da quanto sono stati tolti, da quando è venuto l'intervento. Solitamente una buona igiene orale è l'utilizzo di colluttori con clorexidina o con gel di clorexidina. Sono i due disinfettanti da usare maggiormente e a livello proprio dell'alveolo di dove è venuto l'intervento. Questo è un tipo di estrazione dei denti del giudizio che viene fatta nella vostra unità operativa? Sì, solitamente i denti più prossimi al nervo alveolare vengono inviati da colleghi esterni e li facciamo noi come chirurghi maxillofacciali in ospedale, certo. Perché c'è bisogno di una particolare... Sì, perché c'è bisogno di una particolare attenzione alla salvaguardia sicuramente del nervo, che è un nervo sensitivo, quindi non è un nervo motorio, è quello che innerva una parte appunto del labbro inferiore, e perché sono manovre chirurgiche importanti, bisogna fare una osteotomia, bisogna liberare questo dente, e sono interventi un po' delicati, sì. Quindi una normale igiene orale possiamo consigliare? Un'igiene orale rafforzata, diciamo, rafforzata con l'utilizzo appunto di questa clorexidina e questo gel, soprattutto in tutta la sede dell'intervento. Se ha dei punti, soprattutto sui punti intorno appunto a tutta l'area. Per quanto tempo solitamente per una dopo settimana, 10 giorni dovrebbe passare tutto. Senta dottore, siamo in una regione particolarmente sportiva, no? E molti sono anche i traumi da incidenti di tipo sportivo, no? Quali possono essere più frequenti che riguardano appunto il volto? Sono quelle, allora, il nostro periodo di maggior lavoro è la primavera e l'estate, quando la gente comincia a muoversi, si muove tanto in bicicletta, in motocicletta e lì arrivano le fratture. Arrivano fratture appunto a carico della mandibola, del massiccio facciale, da cadute, soprattutto sono cadute sempre accidentali. E poi traumi sportivi da colpi diretti, il calcetto, la partita in cui la gomitata, se non il pugno, ti è arrivato. E sono traumi frequenti, questi sono molto frequenti su una popolazione un po' più giovane, quindi intorno ai 20-30 anni. Insomma. Anche in questo caso mascelle, zigomi, anche in questo denti. caso lavoro per noi ce n'è e sono appunto accessi in pronto soccorso, pazienti che si presentano subito solitamente perché hanno spesso anche dell'abrasione e dei sanguinamenti, per cui ci vengono portati da pronto soccorso e poi verranno sottoposti a intervento. Perché non l'abbiamo detto, insomma, ma voi lavorate tutto l'anno, ogni stagione tra l'altro ha una sua traumatologia, che sia inverno, che sia estate, c'è anche una tipicità, no? Certo, d'inverno hai più appunto mi viene sempre in mente il calcetto o incidenti sportivi sullo sci. Abbiamo operato anche ragazzi che si erano fratturati durante le loro vacanze invernali e poi al ritorno a casa hanno presentato, diciamo, questi esiti di traumi magari di 1 o 2 giorni prima. E d'inverno appunto il calcetto fornisce ogni tanto qualche paziente, chiaramente tutti gli sport, c'è stato pugilato, rugby,
ogni anno arriva sempre un rugbista. Sì, sono vari, un po' tutti gli sport ci portano qualcosa. È arrivato dei velisti anche colpiti. Sì, più o meno tutto l'anno dobbiamo lavorare su questo tipo di scelta, insomma. Sì. Abbiamo una telefonata da casa, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno Silvia, dica pure. Volevo chiedere appunto delle informazioni perché ho un bambino con una malformazione al palato duro superiore dunque e ha anche un incisivo singolo, so che mi hanno detto che è una sindrome abbastanza rara e volevo chiedere se c'era correlazione tra le due cose, se c'erano magari problemi in un futuro sulla masticazione, volevo chiedere appunto un consiglio. Silvia, posso chiedere l'età del bimbo? Il bimbo ha 5 anni. 5 anni. Grazie per la sua telefonata, un ottimo spunto. Sentiamo la risposta del dottore, prego. È difficilissimo al telefono senza vedere il bimbo, senza poter visitare il bimbo. Sicuramente questo bimbo sarà stato già preso in carico da qualche unità, va visitato, va controllato e sicuramente il tipo di lesione che la mamma riferisce di avere va studiata, sicuramente bisogna vedere, bisogna capire che tipo di sindrome è, che tipo di disfunzione può comportare e che tipo di procedura instaurare. Certo, perché la telespettatrice diceva una malformazione al palato, sì, se ho capito bene. Sì, ci sono tante malformazioni al palato, vanno valutate, vanno viste, vanno studiate, va valutato se ha già fatto degli interventi, se è già preso in carico da qualche nostra struttura. Certo, per capire anche quella che può essere l'evoluzione futura, no? E soprattutto perché questi sono pazienti che andranno seguiti nell'arco degli anni. Non sono pazienti che li vedi una volta, sono pazienti che con la crescita devono essere seguiti, assolutamente. E deve essere controllata, come giustamente diceva la mamma, la dentizione. Quindi il momento in cui tu hai una difficoltà nella valutazione stessa della dentizione va assolutamente portata da uno specialista. Quindi sicuramente appunto un approfondimento specialistico e poi insomma nel tempo Certo, e poi esatto, è da studiare che tipo di correlazione c'è tra il danno diciamo, al palato e la dentizione. Senta dottore, traumi che vi arrivano anche per cadute accidentali, non so, qualche incidente in ambito domestico che appunto riguarda il volto? Sì, dalla signora che è caduta dalle scale posizionando le tende, alla persona che ha avuto una crisi ipotensiva ed è caduta in bagno se non da altre parti, sono molto frequenti, anche queste sono frequenti. Cadute accidentali in casa sì, c'è il signore che potando, si parlava appunto del periodo del lockdown, durante il lockdown abbiamo visto parecchi di questi incidenti casalinghi. Certo, eravamo tutti costretti a casa. Eravamo tutti costretti a casa, chi aveva il giardino andava in giardino, potava le piante e uno di questi è arrivato con una frattura importante, cadendo appunto dall'albero della scala. Un capitolo importante è quello dei traumi da aggressioni anche, no? Traumi da aggressione, anche quello, ne abbiamo visti in questi anni, sono molto vari. Perché puoi avere la ferita, puoi avere la frattura, puoi avere la perdita appunto di elementi dentari, puoi avere difficoltà appunto visive, quindi perdita anche del globo oculare, dell'occhio e della vista. E sono frequenti, non c'è un periodo dell'anno per questi, capitano tutto l'anno e ne faremo circa 7-8 all'anno, sì. Anche qui io credo che l'aspetto più psicologico e emotivo, come abbiamo parlato poco fa, sia è difficilissimo poi sempre capire perché tutti i pazienti arrivano dicendo ero lì per caso e ho preso un colpo. Sempre, sempre, sempre. Non c'è mai stato un paziente che abbia detto sì.
sono andato io. No, sono sempre vittime, sempre vittime. Poi la nostra esperienza ci ha insegnato che spesso solo vittime non sono, insomma. Però quindi ci sono spesso dei disagi anche sociali alle spalle, certo. E sono pazienti anche questi molto complicati. Certo, e anche in questo caso l'ascolto è fondamentale. Il dialogo è fondamentale, certo. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, qualche minuto e poi ritorniamo in diretta. Rimanete con noi, a tra poco. Ben ritrovati in studio in diretta, ultima parte insieme, riprendiamo a parlare di chirurgia maxillofacciale nella cura di traumi e lesioni del volto. Dottor Franzinelli, abbiamo raccontato quelli che sono i traumi più frequenti che possono provenire da incidenti sportivi, cadute accidentali, incidenti in ambiente domestico, anche aggressioni, e un altro capitolo importante è quello degli incidenti sul lavoro, che insomma sappiamo che purtroppo hanno anche esiti drammatici, soprattutto nel Veneto. Ecco. Sì, incidenti sul lavoro se ne vedono tanti anche in questo caso. Quelli più particolari che ricordo è stato un signore che con un flessibile stava segando un tubo, si è rotto il flessibile e gli si è conficcato nel volto, salvando miracolosamente l'occhio. E anche questo è stato un intervento molto indaginoso, molto difficile, perché c'era da recuperare sia il tessuto in molli che tutta la parte ossea. Poi spesso abbiamo fratture da cadute anche da diversi metri, in cui magari i pazienti cadendo hanno fratture di livello appunto agli arti superiori e agli arti inferiori ed anche al volto. Tra cui c'è stato l'anno scorso, 2 anni fa, un ragazzo russo su una nave fuori Venezia che è caduto da 4 metri, altissimo, e se l'hanno portato in ospedale con elicotteri, con guardia costiera e quant'altro. E questo paziente è stato con noi quasi 20 giorni proprio perché era un paziente estremamente complicato, aveva avuto un fracasso facciale completo, si era fratturato tutta la palla, i 2/3 superiori del volto e la mandibola, ed è stato molto indaginoso poi restituirlo, diciamo, alla vita sociale. Infatti il tema, appunto, come dicevamo, del timore, delle preoccupazioni, ecco, di quello che può essere tutto l'aspetto psicologico ed emotivo del ritornare alla vita sociale, insomma, sì, dopo aver subito comunque un trauma così importante. Sì, anche perché c'è sempre l'aspetto psicologico in cui ognuno di noi è lievemente asimmetrico se si guarda allo specchio. E una volta che tu subisci un trauma ti focalizzi, per cui c'è sempre la ricerca alla perfezione e spesso magari la perfezione non c'era neanche prima e si entra in un meccanismo psicologico abbastanza difficile per il paziente, che può diventare veramente delle volte devastante. Qui c'è il paziente che ti torna 4 volte dicendo no, ma io non ero così. Poi gli chiedi le fotografie, gli chiedi del prima del trauma e gli fai vedere che, non so, lo zigomo era un attimino meno pronunciato, il destro rispetto al sinistro, e questo magari poi appunto è rimasto. Però la fatica di riconoscersi, la fatica di accettare, certo, e di riconoscerli, certo, difficilissimo. È previsto un supporto psicologico? C'è un supporto psicologico da parte, abbiamo degli psicologi all'interno dell'ospedale che vengono chiamati e fanno le valutazioni e di solito seguono i pazienti, come nel caso appunto soprattutto delle donne da percosse o in incidenti più gravi. Sicuramente c'è bisogno dell'aiuto psicologico. Certo. Dottoressa Ghirotto, insomma, in tutti questi traumi e queste tipologie di cause che abbiamo descritto, qual è il ruolo della diagnostica per immagini, proprio per andare a diagnosticare il tipo di lesione, di frattura? Beh, il ruolo della diagnostica è importante perché ci dà il tipo di frattura e quindi
da quella possiamo iniziare a programmare la risoluzione della frattura e quindi riportare la mandibola esattamente com'era, o lo zigomo quindi capire il tipo di frattura e quindi riuscire a ridurla poi con placche e viti in titanio. Quindi si va dall'ortopantomografia, dalla panoramica, se si tratta di una frattura dentale dento-alveolare, cioè che oltre, come diceva prima il mio primario, oltre all'avulsione o alla sublussazione quando il dente viene portato un po' in avanti o a livello palatale oppure avulso, se comprende oltre al dente c'è anche l'alveolo, quindi la parte ossea del dente, e quindi questo con l'ortopantomografia. Se noi pensiamo invece, e sappiamo già che si tratta di una mandibola piuttosto che di uno zigomo o un'orbita, allora chiediamo la TAC nelle varie proiezioni, assiale, coronale e sagittale, con a volte nei fracassi anche la ricostruzione 3D. Tridimensionale. Prego dottore. Di ridurre in maniera appropriata la frattura. Certo, posto che, dottor Franzinelli, la TAC è il l'esame principe. E solitamente tutti i nostri pazienti vengono sottoposti a TAC. Quando c'è un dubbio, come diceva la dottoressa, dei danni magari mandibolari, senza porli nella TAC tradizionale, c'è la TAC Combine, che è infinitamente più bassa di radiazioni, che praticamente con quella si acquisiscono le immagini. Per cui solitamente noi senza TAC non potremo neanche pensare di lavorare. Poi c'è tutto l'aspetto della ricostruzione e c'è tutto l'aspetto appunto della riprogrammazione, perché poi attualmente con le tecniche attuali c'è appunto la programmazione, tu puoi fare analizzando appunto le immagini e lavorare sull'immagine radiografica per ristudiare appunto l'intervento e simulare l'intervento stesso. Questa è una tecnologia recente, si utilizza abitualmente ormai da tempo? Si utilizza abitualmente da diversi anni e addirittura si può usare anche il neuronavigatore, che sarebbe uno strumento che durante l'atto operatorio riesci con una sorta di matita, riesci a capire esattamente dove tu stai lavorando e che movimenti tu stai facendo, al fine di sovrapporre quel movimento che stai facendo con quell'osso che stai spostando alla programmazione che tu avevi fatto preoperatoria e verificare così il corretto posizionamento dell'osso in questione. Quanto è importante la tempestività nel trattamento di questi traumi? Beh, innanzitutto se vi è un sanguinamento deve essere subito, altrimenti sono traumi solitamente differibili, non sono delle urgenze se non vi è sanguinamento e non vi è difficoltà respiratoria. Chiaramente su una frattura mandibolare, a una duplice frattura mandibolare del corpo con retroposizionamento appunto della lingua, devi operare quanto prima, ma solitamente sono fratture un po' differibili. Ecco, naturalmente in base alle varie diagnosi che vengono fatte, sono interventi complessi nel loro svolgimento, dottore? Tutto è complesso, tutto è semplice, come diceva, sono complessi il momento in cui tu non hai più punti di riferimento. Se hai fratture comminute è difficile, perché è come un piccolo puzzle che tu cerchi di ricomporre. Se sono fratture con frammenti più grandi, magari sono altrettanto difficili, perché questo frammento è incastrato all'interno di altre strutture, per cui è difficile riposizionarlo. Come possono essere fratture molto semplici, però si dice sempre dopo l'intervento se era semplice o complessa, difficile. Dottoressa Ghirotto, le chiedo invece qual è il decorso post-operatorio, no, dei pazienti che vengono sottoposti a questi tipi di interventi. Ma il decorso post-operatorio
non è così complesso, nel senso che finché sono ricoverati sono coperti dal punto di vista di antidolorifici e quant'altro, per cui si gonfiano, alcuni si gonfiano molto, altri meno. Diciamo che il gonfiore, le cicatrici, come diceva prima il mio primario, sono pressoché estetiche, per cui se loro seguono le nostre istruzioni post degenza e quindi applicano la pomata finché la cicatrice non scompare completamente ad alta protezione, schermo totale, solare ovviamente, e hanno alcune accortezze, anche le cicatrici andranno a scomparire. Certo è che un trauma, per qualsivoglia motivo, è pur sempre un trauma, quindi magari nel tempo possono avere quel dolore lì dove c'è stata la frattura e poi piano piano negli anni scomparire, però non sono traumi che, ecco, forse nelle donne maltrattate è un po' più difficile, in quanto se per un trauma sportivo da calcetto, da rugby o una caduta in bicicletta, puoi raccontare il trauma, la frattura di zigomo perché sono stata picchiata, la frattura delle coste perché sono stata picchiata, è già più un qualcosa che è difficile da dimenticare, mentre la frattura, sostanzialmente io parlo delle nostre, una volta consolidata anche le placche e viti in titanio che noi mettiamo rimangono lì a vita se non esposte. Dico sempre ai pazienti che sotto i metal detector queste non suonano, non si fanno notare, per cui se non c'è un'infezione della placca, cioè viene esposta, i tessuti non guariscono bene sovrastanti alla placca, motivo per la quale dopo un tot di mesi, come è stata messa, si può rimuovere, le placche in titanio rimangono lì a vita, per cui la frattura non dà alcun problema. Non dà alcun sintomo, ecco. No. Siamo in chiusura. Io una cosa velocissima al dottor Franzinelli, perché insomma all'ospedale dell'Angelo ci sono nuovi spazi, nuove attrezzature e per intervenire in urgenza anche su pazienti che sono in carrozzina o anche allettati, e questa è una peculiarità, no, dell'ospedale. Questa è una conquista nostra e dell'ospedale. E non solo all'ospedale dell'Angelo ma anche all'ospedale di Chioggia abbiamo delle poltrone odontoiatriche adatte ai pazienti disabili o allettati, in cui in queste poltrone si può rimuovere appunto la seduta e così si può lavorare sul paziente o direttamente in carrozzina o direttamente sul letto. È un grandissimo aiuto che ci viene dato e aumenta chiaramente sia il comfort del paziente che spesso anche lo stato d'ansia del paziente, perché un paziente con problematiche motorie è difficile, spesso è traumatico appunto spostarlo. Certo, accessibilità davvero a 360 gradi. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Michele Franzinelli, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale e odontostomatologia dell'ULSS 3 Serenissima. Grazie dottore. Grazie a voi. E grazie anche alla dottoressa Cristina Ghirotto di essersi collegata con noi, anch'essa medico della stessa unità operativa complessa dell'ULSS 3 Serenissima. Grazie dottoressa. Grazie a voi. Grazie. Grazie dunque a voi anche telespettatori di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.